dai. Sì, però mi manca il tempo. I microfoni. Scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico perché quindi purtroppo quando siamo in giro per il Veneto non sempre la connessione ci aiuta, quindi a volte salta e adesso dovrebbe essere ripresa. Bravo me, bravo Champ, un colpo di testa, recupero il Borgo Veneto. Punizione per il Borgo. Bella Champ. Andiamo. Madonna, troppo tardi della danza, no? Madonna. E vai sempre. Oh! Oh. Bravo Matte. Dai, un testone di gente. Ragazzi. Ma lì non c'è nessuno lì vicino. Perché? Dai, angolo. Ma che miseria, lo sapevo io. Tornate. Champ, torna. Bravo. Cambia! Cosa fischiato? Non ho capito. Fuori gioco. Vabbè, dai. Fuori gioco. Tuo Franci. Bravo. Quanto manca? Finita! Manca un minuto, comunque non sappiamo se vorrà recuperare qualche minuto. Bravo. Quanti se ne è portati via, Pinto? Bravissimo.
sarà questo calcio di punizione, probabilmente. Comunque noi ce lo auguriamo perché abbiamo una discreta fame. Dovremmo andare a mangiare. Ecco Rossi, ma che sfortuna. Dai. Sta. Direi che è finita. Chissà che segni campione. È finita la partita. Dai che abbiamo fame. Ah, bravo Francesco. Faccio il fumetto. Bravo, bello stop. Bravo Matte. Attento, torna. È finita, quindi il Rovigo vince 2-0 sul Borgometro e si conquista la finale per mercoledì 22. Bravissimi, bella partita, ancora un grande in bocca al lupo al nostro Paolo, incrociamo le dita per te. Un saluto e un ringraziamento da Urca Network, buonanotte.